benvenuti a Gradi Mamertino. Salve a tutti. Ora siamo nello stand in bar la piazzetta da Turazzo. E qua questa sera facciamo fave bollite, ecco a voi la nostra meraviglia, uova bollite, e poi abbiamo il nostro pane casereccio con il nostro peperoncino, fatto nei nostri orti, e poi c'è anche il pinocchio se qualcuno lo vuole, è sempre olive casereccio. Adesso andiamo al procedimento delle fave, giusto? Solitamente noi li mettiamo tipo 2-3 giorni prima in acqua, in modo tale che diventano un po' più grandi, no? Dopo si cambia spesso l'acqua e poi si mette con l'ultima acqua a bollire. Gli altri non so cosa mettono, ma noi mettiamo bellissimo olio che è quello nostro e un po' di peperoncino piccante. Il piatto è servito. E tutto questo a Gradi Mamertino per Shalati Fest. Shalati Fest, venite a trovarci questa sera e domani sera, grazie. Ed in più non finisce qui. Stasera facciamo gustare uova bollite con peperoncino, un pizzico di sale, del bruschetto con peperoncino, finocchio, bello con olio, extravergine d'oliva e peperoncino. Venite a gustare qua a Bar della Piazzetta, mercato coperto, Gradi Mamertino, vi aspettiamo. Pizzico di peperoncino, mettilo qua. Assaggia. Ed un morso di energia. Ci parli di questo piatto, delle uova sodo, è uno dei più antichi? Questo qua intanto è un uovo che sono delle nostre galline, uova fatte in casa. Questi qua una volta si usavano tantissimo nelle vecchie baracche, nelle vecchie boutique, come diciamo una volta, e c'erano questi classici piatti, le fave bollite, l'uovo bollito, la carne bollita, ci faceva anche, se non ho potuto quest'anno farla, le scocce di maiale, la buccia di maiale è bollita, come facciamo con queste cose qua. Purtroppo l'uovo ancora è un po' caldo, quindi non Accompagnato sempre pulisce. da un Certo, vino. il vino non deve assolutamente mancare. Niente, ho fatto molto Cosa lavoro ne con questo. pensate? Delle fave bollite, di quello che vedete in queste immagini, lasciatelo scritto nei commenti. Mentre noi da Gradi Mamertino per Shalati Fest salutiamo gli amici di Bella Sicilia. Vi aspettiamo comunque, vi aspettiamo molto. Vi saluto, ciao. Ciao amici Ciao della bella Sicilia. Sicilia, ti aspettiamo a Gradi Mamertino.